Cambiamo tema, è stato catturato in Trentino l'orso M49 in fuga da mesi, trasportato in un centro di recupero rinforzato per evitare che scappi di nuovo. Gabriele Carletti. È stato tradito probabilmente dall'amore e dalla ricerca di una femmina con cui accoppiarsi. M49, l'orso problematico, latitante dal luglio scorso quando era fuggito dall'area faunistica del Castellera a sud di Trento, è stato catturato di nuovo dai forestali. Eccolo con i suoi 167 kg, ammansito dopo essere stato sedato. Gli esperti della provincia e la stessa ISPRA l'avevano definito un orso pericoloso per l'uomo. Non aveva aggredito nessuno finora, ma aveva scorazzato in lungo e in largo sulle montagne trentine e altoatesine, predando animali e saccheggiando le dispense di alcune malghe. Qui lo vedete pochi giorni fa giocare sulla neve, sul Carega, poco prima di compiere l'ultima impresa, una traversata del Trentino da est a ovest, approfittando dell'autostrada praticamente libera per il lockdown. Una traversata che l'aveva riportato sulle sue montagne con vista sulle Dolomiti di Brenta, dove appunto vivono gli altri orsi trentini. Il muoversi in un ambiente noto, questa voglia di ricongiungersi con i suoi simili, l'hanno forse reso meno guardingo. Tornerà ora al Castellera, dove saranno aumentate le misure di sicurezza per la soddisfazione di Coldiretti e le critiche degli animalisti. Da Roma